vai? Non è qua. Non credo proprio. Torna indietro, va. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in località Colletto Grande, sopra Schio, quindi nelle piccole Dolomiti. Siamo partiti da Sant'Orso, siamo passati per Sant'Ulderico e siamo arrivati in questo parcheggio da dove parte un percorso famosissimo e molto panoramico, le Creste del Summano. E infatti la nostra meta sarà la croce del Monte Summano. Ecco, fatti circa 200 metri dal parcheggio, usciamo dalla strada che faremo al ritorno e cominciamo a salire per il sentiero delle Creste. Saranno circa 500 metri di dislivello, considerati saliscendi, soprattutto nella seconda metà della salita. Ecco, fatti pochi metri dalla partenza, brevissima deviazione sulla sinistra verso un punto super panoramico, però anche super esposto. Molto esposto.
In questo punto c'è un bivio, a sinistra la variante alta. Noi invece facciamo quella standard, cioè ci teniamo sulla destra e continuiamo ad aggirare questo gendarme. Qui non bisogna scendere a destra, hanno messo un paletto qui per far vedere che il sentiero è sopra. Buongiorno. Qui c'è un bel segnavia, noi continuiamo per di qua, ma se ci giriamo sull'albero c'è scritto variante alta e infatti qui si ricongiungono i due percorsi. Bello ripido.
vai? Non è qua. Non credo proprio. È la barriera. Eccolo qua. Torna indietro, va. Bisogna arrampicare leggermente. Che vista. Da queste parti è pieno di gallerie di guerra, postazioni varie. E infatti poco più avanti c'è l'uscita, è la stessa galleria di prima e quindi fa il giro.
Eccoci qua, croce per di là, manca poco. L'ultimo tratto è veramente un bello strappo in salita, ma quando si arriva qui c'è un panorama che ripaga di qualunque fatica. Il panorama è fantastico a 360 gradi e c'è anche una ruota che indica tutti i monti qui intorno. Per esempio questo è il Monte Cengio, il Monte Cimone di Tonezza con la sua costruzione, più avanti c'è la croce del Piriaforà, il Monte Rivon. Bene, iniziamo la discesa. Abbiamo iniziato la discesa che ci riporterà sulla strada e poi al punto di partenza. E qui c'è la scelta: o si fa il sentiero che scende dritto oppure si fanno i tornanti. Noi scegliamo di fare i tornanti perché sono più comodi, meno ripidi, il sentiero è bello largo ed è anche più panoramico. Eccoci qua, pochi minuti siamo scesi sulla strada e adesso per di là circa un'ora, poco più, torniamo al punto di partenza e passeremo per Malgasummano. E lungo la discesa ci sono degli altri resti di postazioni della prima guerra mondiale. Probabilmente comunicano anche questi. Siamo ormai sulla strada che in pochi minuti ci riporterà comodamente al punto di partenza. Il sentiero delle creste del Monte Summano è un percorso altamente spettacolare, da considerarsi escursionistico, in quanto piuttosto faticoso nella parte finale di salita e in certi punti abbastanza esposto. Noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus. Questa è una Svizzera, Bella grande anche.